Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio dallo stadio Montagna di Albignasego. La partita è Universitaria Albignasego contro US Crocifisso, campionato di seconda categoria girone H. Le formazioni: Universitaria Albignasego in completo granata, Rossetti, Barollo, Comis, Dal Corso, Loccisano, Tres, Secchi, Maniero, Baiova, Furlan, Zuin. A disposizione di mister Maurizio Delon, Mingardo, Friso, Locrati, Rizzi, Rampazzo, Martin, Davì. Crocefisso in casacca bianco-azzurra, Lion, Pizzo, Salata, Pierluigi, Creco, Brugnolo, Posante, Colangelo, Mizzolo, Bertin, Ventrudo, Salata, Michele. A disposizione di mister Paolo Meneghello, Lupatin, Volpato, Gottardo, Andreazzo, Troisi, Nicolucci. Dirige l'incontro il signor Scroccaro della sezione AIA di Mestre. All'inizio della gara si osserva un minuto di silenzio per ricordare i 4 alpini morti in Afghanistan. 11°. Prima azione pericolosa è per gli ospiti. Rimessa laterale, ottimo Michele Salata, risponde di piede Rossetti. Passano 2 minuti, dalla fascia sinistra ottimo Zuin, difesa del Crocifisso incerta, Furlan irrompe e non sbaglia. Primo gol ufficiale allo stadio Montagna per l'Universitaria Albignasego. È il 18°, i locali raddoppiano grazie a una clamorosa autorete. Sul calcio piazzato di Comis è Pierluigi Salata che deposita di testa nella propria porta, vanificando l'uscita di Lion. Ancora Albignasego incisivo al 36°. Capitan Maniero si smarca e riceve, ma non conclude con convinzione. Granata in avanti al minuto 38, palla al limite dell'area, Zuin prova il sinistro rasoterra, Lion si allunga e devia in angolo. Azione esemplare sul finale di tempo, ottimo Loccisano, contrasta al limite della propria area e lancia Zuin in velocità, che controlla, alza la testa e serve al centro area Baiova che colpisce bene ma la sfera è sulla traversa. Meriterebbe altra sorte il colpo di testa dell'attaccante del Crocifisso, ma la palla finisce tra le braccia di Rossetti. Finisce così il primo tempo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Crocifisso pericolosissimo al 13°. Il nuovo entrato Gottardo, complice l'incertezza della difesa granata, controlla e scocca il suo sinistro sul quale respinge miracolosamente Rossetti, poi l'azione sfuma. Ribaltamento di fronte. Sulla perfetta apertura di fascia, Secchi ci prova di destro, Lion smanaccia sopra la traversa. Il Crocifisso alza la testa. Dai 20 metri su calcio piazzato, Daniele Bertin piazza il suo destro all'incrocio dei pali, dove Rossetti non arriva. È il gol degli ospiti. Bravo ancora Bertin per gli ospiti, si fa spazio, si libera del difensore e prova il sinistro, alto. Ancora i calci piazzati creano brividi, da Michele Salata a Bertin che non ci arriva. Minuto 37, in azione dubbia si fa spazio Baiova che ancora una volta non trova lo specchio della porta. Granata in avanti con Zuin, controllo a rientrare e stoccata di sinistro sul primo palo. Lion non si fa sorprendere e salva il risultato che rimane sul 2-1 anche dopo i 5 minuti di recupero. Veste nuova per lo stadio Massimo Montagna e quello di Albignasego, siamo assieme all'assessore allo sport, il signor Gregory Bottin. Sì, bene, finalmente è partita la stagione, come vedete l'impianto è favoloso, ecco. Abbiamo fatto un lavoro di ristrutturazione e adesso partiamo con la nuova stagione, con la nuova società. È da fare un grande applauso a questa società insomma, che è rinata, che parte sì, dalla seconda categoria con tanto entusiasmo e buona volontà e lo rispecchia anche l'affluenza oggi di pubblico, insomma, quindi siamo molto soddisfatti come amministrazione, soprattutto come anche assessore allo sport. Le chiedo soltanto, assessore, che cosa si aspetta dalla nuova società sportiva, l'Universitaria Albignasego? Sì, dalla Universitaria del Albignasego mi aspetto insomma, che facciano un buon lavoro con chiarezza e passione e come sono partiti con grande entusiasmo, soprattutto con attenzione al settore giovanile e poi la prima squadra insomma, che già sta facendo vedere buone cose. Grazie assessore.
Grazie, buongiorno. 3 punti per l'Universitaria Albignasico, siamo assieme al presidente, il signor Fabio Cecchinato. È stata una bella partita, dal primo tempo l'abbiamo dominato, al secondo tempo abbiamo sofferto, un complimenti va rivolto ovviamente ai miei giocatori ma anche alla squadra avversaria che hanno dimostrato nel campo di essere un bel team anche loro. Noi abbiamo cercato di dare il massimo, siamo felici di aver creato delle buone occasioni e ci auguriamo di seminare anche per il passato e di avere dei risultati positivi come questa prima strisciata che ci trova a 10 punti con un pareggio soltanto. Grazie. Una vita spesa a vantaggio dei giovani, siamo assieme al direttore sportivo dell'Universitaria Albignasico, Ennio Maniero. Bene, dopo tanto ci troviamo. Che devo dire della partita, della squadra? La partita non mi è troppo piaciuta, non mi è troppo soddisfatta, diciamo così, no? Però dico, siamo all'inizio così, una squadra nuova, si devono amalgamare un momentino questi ragazzi e comunque speriamo bene per il futuro. Dai. Qualche giocatore ti ha impressionato particolarmente oggi? Oggi diciamo così, un particolare proprio no. Di la verità, però insomma ecco, abbiamo anche qualche assenza molto importante tipo Pitarello, uno dei nostri bomber, diciamo così, un Davi che sta soffrendo anche lui di qualche piccolo infortunio. Spero che quando la squadra sarà completa di avere maggior soddisfazione e vedere un miglior gioco, insomma, ecco, diciamo così. Universitaria Albignasico, Crocifisso, 2-1 risultato finale, siamo assieme ai 2 allenatori, il nostro Delon e Meneghello rispettivamente dell'Universitaria Albignasico e del Crocifisso. Parola a mister Delon. Contento del risultato, non tanto della prestazione che abbiamo fatto. Un buonissimo primo tempo che potevamo forse chiudere la partita. Siamo andati in sofferenza, bravi ragazzi del Crocifisso che ci hanno impensierito sino alla fine. Io sono d'accordo, bravi i ragazzi del Crocifisso. Parola a mister Meneghello. Al contrario, sono contento della prestazione, ovviamente non posso essere contento del risultato. Purtroppo a livello di valori tra le due squadre non c'è paragone, gli obiettivi sono diversi, noi cerchiamo solo di salvarci e chiaramente quando si parte con 2 gol sotto, tra cui un regalo clamoroso, è poi difficile, però nel secondo tempo la reazione c'è stata, abbiamo avuto anche l'occasione per pareggiare, pazienza, continuiamo a lavorare così e secondo me da questo 0 in classifica lo tireremo via presto. Comunque soddisfatto dei tuoi ragazzi? Sono soddisfatto dell'impegno, se noi eliminiamo l'ingenuità siamo competitivi in questa categoria, noi siamo ripescati, dobbiamo abituarci alla categoria, è chiaro che se facciamo 20 minuti scarichi di testa, non concentrati o perché sentivamo troppo la partita, andiamo sotto di 2 gol, la partita diventa quasi impossibile per noi, però sicuramente l'orgoglio l'abbiamo dimostrato e anche secondo me un po' di gioco nel secondo tempo. E passo con mister Delon, cosa ti aspetti nelle prossime gare dai tuoi ragazzi? Una reazione, giocare al calcio come abbiamo fatto, ripeto, nel primo tempo. Non è una scusante ma un attenuante che abbiamo fuori delle persone, dei giocatori importanti per me. Abbiamo giocato mercoledì in Coppa, però sono tutti attenuanti, non scusanti sicuramente. Spero di recuperare i giocatori e di far bene, però ripeto, il merito è stato del Crocifisso che ha tenuto bene fino al 95esimo, ci ha impensierito fino al 95esimo e sono d'accordo con mister Meneghello che se farà così non avrà problemi all'obiettivo che per lui è la salvezza e per me qualcosina in più, però speriamo bene, dai. E un augurio a tutte e 2 le compagini che oggi si sono incontrate qui allo Stadio Massimo Montagna del Bignasico all'insegna della sportività.